Revine Lago, dopo la destra del circolo Casa Pound, si prepara ad accogliere sabato gli uomini dell'ANPI, l'Associazione Partigiani d'Italia. Oggi nella sede della CGIL di Vittorio Veneto, Umberto Lorenzoni, presidente dell'ANPI Trevigiana, ha spiegato il perché dell'incontro di sabato. Quasi una riconsacrazione del territorio alla Resistenza, un evento. Intanto, Presidente, è sempre vivo lo spirito dei partigiani della Resistenza? I valori della Resistenza sono ancora vivi e devono diventare ancora sempre più vivi. Vede, stiamo attraversando un momento difficilissimo sul piano economico, ma è anche difficilissimo sul piano sociale. E stranamente stanno rifiorendo gruppi di nazifascisti, gruppi di gente che vuole, ma quello che ci preoccupa di più è l'attacco continuo, sotto traccia, che continua contro la Costituzione italiana. Sabato ci sarà la vostra manifestazione a Revine Lago. Facciamo un corteo con una fiaccolata, perché vogliamo riportare su quella zona che tanti anni fa ha accolto i resistenti, ha sfamato i resistenti, li ha ospitati a costo e a rischio della propria vita. Sarà un'iniziativa contro la manifestazione del circolo Casa Pound di estrema destra. Ma non è un contro il raduno, perché il raduno è già stato fatto a un certo momento, che poi contro il raduno, ma che cosa vuole che ci facciamo fare la guerra al raduno di Casa Pound, questi quattro che non, acefali, che non sanno che cosa vogliono. Si sa soltanto che sono al servizio di chi vorrebbe far dimenticare cosa è stato il fascismo e il nazismo.